Sì, grazie, buongiorno a tutti. Tanto complimenti per il video. Sì, c'è il video emozionale, è venuto bene, bello, grazie. Io ho colto subito l'invito del Presidente Gerolimetto che saluto il Presidente Cazzaro, il Presidente Prandini, il Direttore Gargano, un po' tutti i presenti, insomma non me ne vogliono tutti quelli dimenticati, ma comunque ce li ho nel cuore. Due brevi considerazioni. Poi ci sono persone più esperte di me che parleranno oggi e io ne ho due di esperti, l'assessore Canera e l'assessore Bottaccini. Seguendo questa vicenda viene in mente un po' la storia di Palladio. Voi sapete che Palladio è stato un grande costruttore, grande architetto, era uno scalpellino. Se voi oggi leggete del Palladio, leggerete che Palladio è il paesaggio del Veneto. Sì o no? Le ville palladiane. Se oggi nascesse Palladio lo arresterebbero, perché la sovrintendenza lo andrebbe subito a cacciare. Ma questa è un po' la storia di 500 anni di Repubblica Veneta che dice noi nel deserto non ci vogliamo stare, lo diceva prima il Presidente Cazzaro, abbiamo un'attività di bonifica e di irrigazione nei territori e ci hanno consegnato questo territorio, che innanzitutto è identitario. Voglio ricordare che noi abbiamo 9 siti patrimonio dell'umanità in Veneto. Voglio ricordare che siamo la prima regione d'Italia per turismo e cari signori, se non avessimo l'acqua il turismo non lo faremmo, no? Ma non l'acqua del mare. Facciamo 72 milioni di presenze turistiche e la più grande industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato. Se non avessimo avuto la Repubblica Veneta che progettava in questa maniera, oggi Veneto non sarebbe quello che noi conosciamo. È il Veneto dei fiumi pensili, se ci pensate. Certo è che questa direttiva, io spero che non diventi la direttiva 60 del 2000, la direttiva quadro delle acque, spero non diventi ancora una volta una guerra tra poveri. Perché entrando i giornalisti mi dicevano, ma sai, gli ambientalisti... Io ho risposto, non ce l'ho con gli ambientalisti, ci mancherebbe, sono una componente fondamentale del confronto istituzionale. Però ho detto, sentite, a me sembra che i nostri interlocutori, che sono gli agricoltori in questo caso, e coloro che vivono di agricoltura di territorio, non siano proprio coloro che hanno devastato il territorio. E penso che il primo interesse di tutti noi cittadini sia quello comunque di lasciare alle prossime generazioni un territorio preservato. Del resto, quando si dice patrimonio dell'umanità, avete fatto vedere le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, vuol dire che non è più patrimonio nostro, ma è dell'umanità. Allora la direttiva ha un'applicazione tutta europea. Cioè l'Europa ne fa tanti di danni, ve lo dice uno che è stato in Consiglio dei Ministri in Europa, che ha avuto confronto con un commissario europeo, tra l'altro un bravo commissario europeo, Marianne Fischer-Boel, ma è un'Europa che comunque spesso progetta non conoscendo i territori. L'applicazione di questa direttiva, se non si è capito, ci porterà a passare dal deflusso minimo vitale a un deflusso ecologico che sarà il 5, 10, 20, 30% di quello che conosciamo oggi. Il che vuol dire che noi avremo derivazioni che tenderanno a zero, che vuol dire che la nostra ricaduta di questa direttiva, che dovrà essere applicata, è bene che lo ricordiamo, dal 1° gennaio 2022, è vero che ha 20 anni, ma anche la modifica del titolo V della Costituzione fa 20 anni il 25 novembre, e ancora autonomia, niente. Però è pur vero che non la possiamo e non possiamo accettare che venga banalizzata come la solita rivendicazione lobbistica di chi deve fare fatturato per le produzioni agricole. C'è anche la produzione agricola, c'è anche la produzione, il PIL del turismo, ma c'è poi tutto quell'aspetto ecologico che forse si dimentica. Cioè queste derivazioni e quelle aree umide che abbiamo visto, le abbiamo perché funziona così il sistema idrografico e delle bonifiche del Veneto. E poi tutte le altre ricadute che non sto qui a ricordare, penso che banalmente non serva aver fatto l'università e le scuole alte per capire che quando si fa pluvioirrigazione o irrigazione a scorrimento, l'acqua che non viene assorbita dalle radici delle piante torna comunque nelle falde. Comunque c'è un bilancio che ci porta sempre a dire questo. Io la vedo molto dura,
La vedo dura perché a livello nazionale non c'è stata nessuna difesa. Io trovo anche strano che ci si debba mettere qui a fare i convegni a 2 mesi dall'applicazione della direttiva, quando comunque questa è una partita da discutere in maniera importante. È un po' come quella del Prosec, se ci pensate, no? Ma è possibile che dobbiamo sempre andare ad incaricare gli uffici legali quando siamo arrivati all'ultimo miglio della procedura, quando potevamo magari intervenire all'inizio di questa procedura? Io sono convinto che questo, e saluto fra l'altro, ecco, il senatore Vallardi, scusa no, perché non ti eri seduto qua davanti, lo saluto che lui fra l'altro si occupa anche di queste cose come agricoltura. Dico, io penso che sia stata molto trascurata questa partita. Sinceramente, con i guanti di velluto ho l'impressione che non ne veniamo fuori. C'è poco tempo, abbiamo poco spazio e la Regione è sicuramente dalla vostra parte, è dalla parte dei veneti. Però la nostra richiesta deve essere quella di rivedere tutto il sistema. Qualcuno dirà ma bisogna applicare la direttiva, ma noi non possiamo ammazzare il Veneto. Cioè il concetto chiaro deve essere che noi ammazziamo il Veneto con questa direttiva. Cioè non siamo qui per discutere di un secchio d'acqua in più o un secchio d'acqua in meno. Cioè con questa direttiva, lo dico ai non addetti ai lavori e ai giornalisti che sono qui, il Veneto viene azzoppato. Viene dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista ambientale, di paesaggio. Quindi per noi è inammissibile. Io non so quali siano le sedi nelle quali possiamo rappresentare il nostro diniego. È fondamentale che si faccia sicuramente squadra con il mondo dell'ambientalismo, con il FAI, con Lega Ambiente, insomma con tutti coloro che sono in questa partita. Ci mancherebbe, però è pur vero che alla fine bisogna trovare una soluzione di equilibrio e lo dobbiamo pretendere a livello nazionale perché questa direttiva non vale solo per il Veneto. Magari chi vive già di aridocoltura sente meno il problema, ma da noi sarebbe un cambiamento epocale non sostenibile per l'agricoltura. Lo dico al Presidente Prandini che è sensibile a questi temi e conosce l'agricoltura della pianura padana. Senza acqua qui agricoltura non se ne fa più. Voglio anche ricordare che qualche anno fa, quando proponevamo i progetti di pluvioirrigazione o altro, ci dicevano che non funzionava così. Perché qui qualcuno in tempi non sospetti, 20 anni fa, si poneva già il tema dell'aridocoltura, dell'irrigazione a goccia, di tutto quello che poteva essere finanziato dai piani irrigui nazionali, ma sono stati poco finanziati e poco utilizzati poi nei nostri territori. Io non aggiungo altro, vi auguro buon lavoro, vi dico solo che la Regione è al vostro fianco, ma non ve lo dico perché va di moda dirlo. Quindi anche se volete intraprendere un'azione legale pesante, importante, noi ci siamo. Io non so se poi questo sia lo strumento migliore, voi siete gli esperti, ma di certo noi non possiamo accettare quello che questa direttiva ci dà come ricaduta. Io ho visto un po' di dati, cioè la Piave e Brenta sostanzialmente per noi significa la fine su quei 2 bacini idrografici. E la fine di quei 2 bacini idrografici significa mettere mano a 350 prodotti tipici dell'agricoltura veneta, 6 miliardi di fatturato, significa sostanzialmente mettere in ginocchio un comparto produttivo che è un comparto produttivo che per noi ha un valore anche identitario unico, perché è storia del Veneto. E quindi diteci cosa dobbiamo fare, noi siamo qui. Poi avete gli assessori Caner e Bottacin, e quello che ne uscirà noi assolutamente lo portiamo avanti. Grazie.